Buongiorno a tutti, qui è tutto pronto dall'autodromo di Mugello, siamo sulla griglia di partenza per la prima categoria della prima gara della giornata con RS Cup. Andiamo subito a sentire i piloti pronti qui sulla griglia. Il primo è Fulvio Casciandrini con il numero 51. Ci siamo lasciati a Mugello con un primo posto in gara 1, adesso sei in pole position, quali sono i tuoi obiettivi? Buongiorno a tutti. Vediamo, una pista abbastanza fredda, ho visto, dobbiamo scaldare bene. Bisogna fare una buona partenza perché è un circuito dove si sorpassa difficilmente, quindi partire è determinante. Poi vediamo strada facendo cosa viene fuori. Ok, grazie mille. Qui sono suonate le sirene, abbiamo poco tempo, quindi ci lasciamo e ci vediamo subito alla prossima gara. Vado. Mi lascio questo intercom per il momento. Yes. Ah, cazzo.
Sopra devi venire, sopra! Non passi di qua, non passi di qua. Dai, vai via. Casino qua. No, non è vero. Ok. Seguo lei. Ok.
Sulla testa vado? No, ti lasciamo spazio che c'è la camera piena dopo. Però dimmi tu, così almeno l'arti c'hai, dimmi tu, a posto. Tranquillo. Ok, ok.
15 dovrebbe arrivare. Buongiorno da Magione, l'Autodromo Nazionale dell'Umbria. Siamo con le immagini in diretta per la conclusione proprio della RS Cup, la prima delle tantissime gare in programma in questa domenica all'insegna del motorsport, ancora una volta come da tradizione all'autodromo intitolato a Mario Umberto Borzacchini per una giornata dove l'attività è incentrata nella giornata di domenica e proprio come è successo anche al Mugello tantissima apparizione per quanto riguarda le vetture del costruttore francese con la RS Cup e la Clio Cup Italia e poi per quanto riguarda invece la parte più storica del weekend con la campionato italiano autostoriche e anche la Youngtimer Touring Cup. Si è appena conclusa la prima manche della RS Cup, scusateci per qualche... e tra poco avremo anche le immagini per quanto riguarda, abbiamo appena visto scorrere gli highlights di questa prima manche da 25 minuti di gara al termine dei 19 passaggi con il successo di Bonifazzi che vince anche la classifica over 50 davanti a Riccardo Ruberti e Ercole Cipolla, che invece giunge in sesta posizione assoluta. Nel programma di questa giornata ovviamente si seguirà poi quello che appunto dicevo in precedenza con la Youngtimer Touring Cup e la Clio Cup Italia e poi la prima parte della domenica con il campionato italiano autostoriche, le due gare più lunghe, quelle proprio del campionato targato AC Sport con le mini endurance da 60 minuti tra prima e seconda divisione. Ci prendiamo dunque una piccola pausa. Tra poco torneremo con le immagini sempre da Magione per quello che è il programma della domenica di gare.
Nuovamente in diretta sul rettilineo principale dell'autodromo di Magione, pronti a vivere dunque gara 1 della Clio Cup Italia, che fa il proprio debutto stagionale anche qui a Magione dopo aver aperto le danze invece sul circuito toscano del Mugello. Siamo a circa 20 km a ovest della città di Perugia, 6 km dal lago Trasimeno, anche per dire un po' la situazione geografica che si trova attorno a questo storico circuito italiano, nato nel 1973, dal 79, intitolato proprio a Mario Umberto Borzacchini, un pilota storico del primo dopoguerra italiano, e questi piloti che andranno a farci divertire in questa prima manche di giornata della Coppa Clio Italia, una novità per il 2026 di PNK Motorsport. Siamo in griglia di partenza con la pole position di Cristian Ricciarini, che nuovamente va a sfidare Alex Lancellotti dopo quelle che sono state le 2 vittorie proprio divise tra questi 2 piloti sulla pista del Mugello. Siamo, credo, pronti con qualche contributo proprio dalla griglia di partenza. Attendiamo un attimo prima poi di andare a vivere le emozioni della partenza con le parole dei piloti, chiaramente, che sono protagonisti di questo campionato. Tantissima esperienza in Italia ma anche internazionale, proprio dare un riferimento assoluto nella griglia. Eccoci qui che passiamo con le immagini, il primo piano proprio della vettura in pole position. Allora vado a dare il buongiorno ad Eleonora Cirioni per quanto riguarda le interviste di giornata dalla pit lane e dalla griglia di partenza con il poleman Cristian Ricciarini. Sì, siamo sulla griglia di partenza per questa gara 1 della categoria Coppa Clio Italia e adesso parliamo subito con il primo qualificato, ovvero Cristian Ricciarini. Cristian, ciao! Ieri qualifica 1 sul bagnato, oggi il tracciato è asciutto, quali saranno le difficoltà? Le difficoltà sono che al momento continuiamo come al Mugello a pagare un po' di scorrevolezze nel rettilineo, quindi ci dobbiamo continuare a mettere a posto con le geometrie, faremo un test insomma per vedere di essere più veloci. Comunque sarà una gara sicuramente che ce la giocheremo con Alex, con Pagano, vedo che c'è anche Cutini dietro, quindi insomma sarà sicuramente abbastanza combattuta. Sarà una bella sfida allora. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, grazie mille. Andiamo subito dal secondo qualificato, ovvero Alex Lancellotti, con il numero 13. Alex, quale sarà la tua strategia per raggiungere la prima posizione? Prima di tutto provare a passare Christian, perché qua soprattutto è difficile, poi lui è un pilota molto forte, però ce la metteremo tutta. Grazie mille. Andiamo velocemente invece dal terzo qualificato, ovvero Sandro Cutini con il numero 38. Ciao Sandro, allora terza posizione per te in questa griglia di partenza, pensi più di difendere la posizione oppure di attaccare chi è davanti? Guardando la gara di prima delle Clio 4, sicuramente mantenere la posizione è la cosa più saggia. Benissimo, grazie mille e da qui è tutto, vi lascio la linea. Grazie Eleonora, dunque ci prepariamo con anche il Marshall che va a segnare quelli che sono i 3 minuti dall'avvio del giro di formazione, 25 minuti di gara come per la RS Cup, di fatto un format analogo per quanto riguarda la situazione di gara, una differenza in qualifica perché sono previste le 2 sessioni da 20 minuti e fra l'altro proprio nella giornata di ieri, quella dedicata alle prime prove libere in pista e poi alle qualifiche delle serie presenti in questo Historic Racing Weekend di Magione, la particolarità ha visto proprio la qualifica sul bagnato, la prima manche che detta le posizioni nello schieramento di partenza di questa gara 1, con Cristian Ricciarini che è stato il più rapido in 1.31 e 687, si gira più o meno intorno all'1.20, qualcosa in più con le Renault di quinta generazione, le più aggiornate del costruttore transalpino.
Questo a dare un riferimento di quanto appunto fosse bagnata la pista nel Q1. Mezzo secondo di vantaggio su Alex Lancellotti, sono i due principali protagonisti del campionato, a pari punti, a quota 86 punti dopo il weekend del Mugello. Troviamo in terza posizione Mihailo Mladenovic, assente da questo weekend, a 75 punti. In terza posizione nel campionato Francesco Pagano in quarta piazza con 72 punti, la possibilità di entrare dunque nelle prime 3 posizioni. Tanta presenza internazionale proprio nell'appuntamento iniziale del campionato, perché vi ricordo proprio nel corso di questa stagione la Clio Cup Italia farà tappa poi con la griglia della Clio Cup Spagna in questa partnership proprio raggiunta tra la serie che si aggiunge alla filiera dei campionati di PNK Motorsport in questo 2026 con la serie spagnola, a creare sicuramente una piattaforma ancora più competitiva con queste Clio di quinta generazione che abbiamo visto anche a Misano lo scorso anno in notturna. Nella tappa di Vallelunga, che precede la tappa internazionale proprio di Navarra, ci sarà la griglia della Clio Cup Spagna che si sposterà proprio sul circuito alle porte di Roma, e si andrà poi a Navarra per il penultimo appuntamento di questa stagione, che si chiuderà invece a Misano l'8 di novembre. Parte il giro di formazione, allora andiamo a scoprire quelli che sono anche i segreti del tracciato di Magione. Poco più di 2 km, 2507 metri per questo tracciato che appunto è nel cuore dell'Umbria, un tracciato che è stato modificato nel corso degli anni. Il tracciato originale, pensate, era di poco più di 1 chilometro, davvero un circuito molto tortuoso, poi è stato allungato soprattutto a partire dalla metà degli anni 90. Rimane però un tracciato molto tecnico, forse tra i più tecnici proprio di tutto il campionato, con questo layout che prevede anche una carreggiata piuttosto ristretta, soprattutto qui nel primo settore, dove si arriva alla curva numero 4, la curva del Tornantino. È fondamentale preparare l'uscita dalla 5, la curva del Muro, perché poi c'è il rettilineo più lungo del tracciato che immette alla veloce curva verso destra, che è quella del Curvone, e si continua ancora verso destra per curva 7 e curva 8, ultima chicane di fatto la 9, la 10 e l'ultimo cambio di direzione verso sinistra con curva 11 per riportarsi sul rettilineo principale. La griglia di partenza prevede appunto Cristian Ricciarini dalla pole position davanti a Alex Lancellotti, Faro Racing contro Rangoni Corse, e poi Sandro Cutini, una aggiunta di questo fine di questa stagione con il team S Corse, che va a dare ancora più colore proprio alla griglia di partenza, che scatterà dalla terza casella. Edoardo Boni al suo fianco a completare la seconda fila dello schieramento, poi Francesco Pagano, Andrea Fumi, Umberto Ciato, Daniele Pasquali e infine Alfredo Falluomi. Per quanto riguarda questa gara 1, o meglio questo fine settimana proprio dall'Autodromo Nazionale dell'Umbria, abbiamo anche la suddivisione tra over 50 e under 25, come accade anche nell'RS Cup, con Ricciarini e Pasquali, che sono i due rappresentanti proprio dei piloti gentleman, dei piloti over 50 proprio del campionato, e poi i più giovani in griglia Francesco Pagano e Andrea Fumi, che scattano vicini in griglia di partenza in quinta e sesta posizione. Le vetture sono pronte, partenza da fermo. Un'altra differenza rispetto alla RS Cup è quella nella fornitura di pneumatici data appunto da Michelin, come accade anche nella serie europea del costruttore francese. La bandiera verde viene sventolata alle spalle dello schieramento e si parte allora con gara 1 della Clio Cup Italia. Subito Ricciarini a provare a difendere questa leadership all'interno di curva 1, la curva del Traliccio, una lunga curva verso destra, un apice a metà di questa doppia piega verso destra. Rimane davanti dunque il portacolori di Faro Racing, dietro a Lancellotti, alle prese anche con Cutini e Boni. Attenzione, proprio Boni ad avere una perdita di controllo verso curva 2, testa coda che lo porta in fondo al gruppo. Speriamo non abbia spento la vettura e possa riprendere comunque la coda del gruppo. Si è già spezzato il gruppo tra le prime 4 posizioni e poi la quinta posizione, che in questo momento all'aggiornamento del monitor dei tempi vede
appunto dovrebbe essere la vettura di Francesco Pagano, quindi con Ricciarini davanti a Lancellotti al primo passaggio in velocità alla curva 6, il curvone. Vedete qui come le vetture vadano a sfruttare tanto soprattutto la parte anteriore su 3 ruote, praticamente Christian Ricciarini come velocità di punta, più o meno siamo intorno ai 180 km/h per arrivare poi a curva 6, un rettilineo comunque di breve durata rispetto a quanto affrontato ad esempio al Mugello, 2 piste dalle caratteristiche diverse, con chiaramente il Mugello che ha aperto il campionato. Attenzione qui a Umberto Ciato che si fa vedere all'esterno di curva 1 nei confronti di Daniele Pasquali, con Pasquali che però resiste all'esterno e si mantiene davanti. C'è un bloccaggio qui verso curva 2, andiamo a dare attenzione, ancora un altro testacoda, è proprio Pasquali che nello stesso punto dove Boni ha perso la vettura al primo giro, dunque finisce in testacoda, riesce però fortunatamente a ripartire anche il pilota con la vettura numero 17, altro pilota che arriva proprio da una grande esperienza alle spalle con queste vetture, addirittura dal 2008, poi nelle ultime 2 stagioni impegnato anche con la Mini Challenge, vettura comunque all'interno del panorama turismo. E quindi primo giro di gara che è stato completato da Christian Ricciarini al comando, 1 secondo e 4 il vantaggio al passaggio sul traguardo su Alex Lancellotti, allunga soprattutto nel settore centrale, nella prima parte di pista si porta addirittura a 1 secondo e 7, poi si riavvicina a Lancellotti. Abbiamo ascoltato proprio le parole di questi 2 protagonisti del campionato che si daranno battaglia da qui fino alla fine della stagione. Il prossimo round sarà quello di Varano, un'altra pista comunque con caratteristiche similari proprio a quella di Magione, fatto 2 circuiti più brevi da un punto di vista della distanza chilometrica piazzati proprio in questa prima metà, e poi Valle Lunga prima di andare in Spagna e poi tornare in Italia con la tappa finale di Misano. Altra particolarità rispetto all'RS Cup, non c'è la ripetizione delle piste nel calendario e dunque vediamo quelle immagini che vanno a pescare proprio il leader della corsa, Christian Ricciarini, che al momento sta mantenendo a distanza comunque la vettura di Lancellotti. È difficile anche arrivare proprio vicini comunque con un tracciato così tortuoso, anche se queste vetture hanno abituato ormai a tantissime battaglie serrate nel corso degli anni, soprattutto da una parte con l'RS Cup che ha festeggiato proprio nel 2025 il 10° anniversario, e in questo 2026 invece l'aggiunta anche della vettura presentata nel 2020 da Renault, è arrivata in Italia invece con le competizioni monomarca a partire dal 2021, motore 4 cilindri 1300 turbo, sequenziale da 5 marce per quanto riguarda il cambio, una in meno rispetto alla RS4, un peso totale della vettura che si aggira intorno ai 1000 kg. Queste sono un po' le caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato dalla Clio Cup Italia. Anche il punteggio varia rispetto alla RS Cup, praticamente il doppio di punti a disposizione per il vincitore rispetto ai 25 del campionato che ha aperto proprio questa domenica di gare. Ricordo anche il programma, perché dopo la Coppa Clio Italia ci sarà la Youngtimer Touring Cup, quindi faremo un salto nel passato con anche il campionato italiano autostoriche che fa proprio la seconda tappa qui a Magione. Ecco qui anche il pubblico, ne approfitto anche per salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su YouTube, sul canale YouTube di PNK Motorsport. Vi mando ovviamente anche a seguire tutti quelli che sono i canali social, sempre molto attivi
durante i weekend di gara e all'avvicinamento proprio di tutti gli appuntamenti in programma nel calendario. E qui siamo con la vettura di Umberto Ciato, portacolori di Rangoni Corse, squadra che porta con sé un nome importante proprio nella tradizione del mondoturismo. Bottini che ha perso la terza piazza nelle prime fasi di gara da un arrembante Francesco Pagano, insieme ad Andrea Fumi, come detto, i più giovani in griglia. Riesce a piazzarsi in zona podio con Francesco Pagano che all'età di 15 anni ha partecipato anche, è stato selezionato tra i piloti della scuola federale ACI, osservato anche dalla FDA, pilota campano di San Giuseppe Vesuviano. E si torna adesso sul traguardo con Ricciarini che allunga 2 secondi di vantaggio, fra l'altro pilota con la vettura numero 7 al comando della corsa. Potrebbe festeggiare il primo successo in pista di questa stagione, perché la vittoria in gara 1 nel round toscano, appuntamento di casa per il natio di Arezzo, pochi chilometri proprio dal circuito del Mugello, vinse sì, ma nel post gara, dopo una penalità inflitta ad Alex Lancellotti, che però si è rifatto con il successo di gara 2, e quindi 86 punti, pari per entrambi, la possibilità dunque per Ricciarini di allungare in classifica campionato. Sembra essere in particolare forma in questa pista di Magione. Attenzione qui a lungo da parte di Pasquali, che però riesce a tornare in pista a 7ª posizione per il pilota di Seven Hills Motorsport, la compagine della famiglia Febbraro, con il presidente Michele accompagnato dal vicepresidente Sergio. Bellissimo qui il passaggio davvero alla S dell'ultimo settore, con le vetture che vanno a saltare pesantemente sui cordoli e soprattutto a scaricare quella che è la ruota posteriore più interna per affrontare i cambi di direzione nella messa a punto scelta dai piloti, preparata assieme ai vari team. Abbiamo Faro Racing davanti a Rangoni Corse e la scuderia Venanzio con Francesco Pagano, che si è avvicinato nell'ultimo giro a Alex Lancellotti, anzi proprio all'inizio di questo passaggio, con proprio Pagano che è riuscito ad agguantare anche il giro più veloce nell'ultimo giro in 1:20 e 898. Dicevamo proprio dei riferimenti intorno all'1:20, la possibilità di girare intorno all'1:20 in condizioni di asciutto. Tempo clemente in questa domenica di gare qui da Magione. Lancellotti che comincia con le azioni difensive a portarsi sulla destra per in primis spezzare la scia, ma anche proprio andare a chiudere la traiettoria più interna per l'ingresso al curvone. È un punto comunque complicato per infilarsi, quello della zona del curvone, che arriva a grande velocità. Bisogna avere la vettura praticamente affiancata. E vediamo anche la bandiera che ci ricorda proprio della partnership tra PNK Motorsport e AC Sport, la federazione sportiva italiana. Anche il primo appuntamento della Historic Formula Championship, giunto al secondo anno di attività come campionato nazionale. Campionato di auto storiche che invece è al secondo round, dopo il primo round al Mugello davvero spumeggiante, tantissime presenze a segnalare proprio quella che è la grande organizzazione dietro, con queste due realtà del motorsport in Italia. E qui continuiamo a seguire invece l'azione, perché Pagano sembra essere ormai negli scarichi di Alex Lancellotti. Davanti prova a gestire questo vantaggio Cristian Ricciarini, perché nell'ultimo giro ha registrato un 1:21,2, è stato più lento rispetto a Lancellotti di soli 2 decimi. Difficile parlare di gestione anche con queste differenze davvero
minime tra i piloti. 1:20 e il giro più rapido di Cristian Ricciarini. Continua a migliorarsi Alex Lancellotti, ma ancora non è riuscito ad abbattere il muro dell'1:21. 1:21,038 questo passaggio nello specifico. È leggermente più rapido Pagano, che però è ormai arrivato vicino a soli 457 millesimi al passaggio sul rettilineo principale in 1:20,995. Si entra qui nella zona della curva numero 3 e poi al tornantino con invece la curva del muro. Prende il nome, lo vedete anche dalle immagini, proprio dal muro che va a costeggiare questo lungo rettilineo sulla sinistra. E poi a sfiorare i 180 km orari per il curvone, la vettura che torna ad abbassarsi nella parte anteriore una volta che si vanno ad azionare i freni. E qui il passaggio aggressivo sul cordolo, più aggressivo, più interno Pagano rispetto alla traiettoria di Lancellotti. Questo potrebbe indicare anche un principio di difficoltà sugli pneumatici per il pilota di Rangoni Corse. Dovrà poi riguardare i dati al termine di gara per la seconda manche. Ci sono ancora però 12 minuti e 37 alla conclusione di questa gara 1. Tutto può ancora variare, anche perché siamo appena entrati nella seconda metà di gara e quindi piloti che inizieranno a fare il conto con la situazione gomme, la situazione usura a breve, e chiaramente anche le difficoltà dovute al bagnato nella giornata di ieri hanno dato poco spazio e poco tempo ai piloti per mettere a punto la vettura. Qui siamo con Daniele Pasquali alle prese con Boni, è stato raggiunto il pilota di Seven Hills Motorsport alle spalle del proprio compagno di squadra Alfredo Paluomi. Sono affiancati quasi sul rettilineo principale, si fa vedere prima sulla destra del teleschermo, poi a sinistra. Chiude però all'interno Daniele Pasquali, si accoda, è costretto ad accodarsi proprio Edoardo Boni in lotta per l'ottava e nona posizione. Comunque sono punti importanti in campionato sia per Edoardo Boni che per quanto riguarda Daniele Pasquali. Boni è il pilota, scusate, Pasquali è il pilota più avanti in classifica, appunto Edoardo Boni è all'esordio in questa tappa di Magione. E qui attenzione perché è ormai vicinissimo Pagano che si fa vedere all'interno, c'è un contatto tra i due, riesce ad infilarsi così Francesco Pagano della scuderia Venanzio nei confronti di Alex Lancellotti. Vediamo adesso a pista libera il ritmo da parte di Francesco Pagano, arrembante in questa gara 1, partito quarto il pilota campano, e adesso si lancia all'inseguimento di Cristian Ricciarini. Meno di 2 secondi da recuperare rispetto al leader della corsa, con vedete proprio più avanti la vettura di Faro Racing. Prova il tentativo di controattacco qui Alex Lancellotti, ma difficile infilarsi all'interno di curva 6 e quindi rimane alle spalle di Francesco Pagano. Entra così nell'ultimo settore dei 2,5 km del tracciato di Magione. In sovraimpressione vedete anche un'altra delle novità che hanno anticipato questo secondo appuntamento stagionale, con la rinnovata e anzi ampliata partnership con Estex, fornitore storico di carburanti dagli anni 70, azienda leader del settore. Una novità che riguarda anche non solo la fornitura proprio del carburante, ma anche proprio questa partnership che è stata ampliata con PNK Motorsport e Essex, che diventa anche partner tecnico. Potete vederlo anche dalla presenza proprio sulle vetture vicino ai numeri di gara. Vi rimando ovviamente al sito per tutte
le informazioni a riguardo, dove potrete trovare anche le anticipazioni e poi il recap del fine settimana di gare, curate proprio dalla nostra Eleonora Cirioni, che ci regala anche le interviste proprio nel pre e nel post. Seguiamo però questi ultimi attimi di gara, perché è ancora tutto da scrivere per il podio, con questo giro che vede Ricciarini allungare, considerando anche la battaglia proprio continua ad infervorarsi tra Francesco Pagano e Alex Lancellotti. 21,4 per il leader della corsa contro il 21,5 di Francesco Pagano, guadagna un decimo netto negli ultimi 2 km e 5. Ha risposto anche Lancellotti una volta subito il sorpasso in 1:21,4, tempi che comunque si sono alzati rispetto a qualche giro or sono. Questa è proprio una dimostrazione di come le gomme iniziano adesso a faticare. Una differenza sì di fornitura negli pneumatici rispetto all'RS Cup, che prevede pneumatici Hankook, come in realtà la maggior parte delle serie proprio l'appannaggio di PNK Motorsport, con eccezione per il National GT Challenge, che ha aperto proprio le danze della propria stagione al Mugello. Anche qui comunque piloti che devono sottostare a quella che è la grande usura dell'asse anteriore, soprattutto nella parte finale di gara. Arriva una bandiera bianco e nera, bandiera di avvertimento da parte della direzione gara per la vettura numero 18, così segnalato dal monitor dei tempi, immagino proprio a seguito del contatto che è avvenuto in precedenza, una battaglia però in stile proprio Clio all'interno di quello che è il grande panorama del mondo turismo. Qui segnalata bandiera bianco e nera, credo anche per la vettura di Boni, che era appena transitata sul traguardo, e siamo con, scusate, Andrea Fumi, e stiamo con il terzetto che va a completare la classifica, però pronto a darsi battaglia tra Alfredo Faluomi, Daniele Pasquali e Edoardo Boni, questi ultimi due protagonisti di un testacoda nelle prime fasi di gara. Passiamo davanti perché attenzione, Pagano qui commette un errore, piccola sbavatura per il pilota campano, ne approfitta Alex Lancellotti dall'alto della sua esperienza nel mondo Clio, subito a non lasciar via di scampo all'errore commesso da Francesco Pagano all'ingresso del curvone. Abbiamo parlato proprio delle difficoltà di inserimento in quella che è la natura di curva 6. Dunque ripassa in seconda piazza Alex Lancellotti, ne approfitta chiaramente Cristian Ricciarini di questa battaglia alle sue spalle per allungare in classifica. 2 secondi e 7 al passaggio sul traguardo, alla conclusione del 14° giro di gara, previsti intorno ai 19 giri, quindi siamo ormai alle battute finali, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti. Attraverso Alex Lancellotti per il cambio di direzione tra curva 3 e curva 4, questo è il punto più stretto della pista, con Pagano che esce davvero vicino alla vettura di Lancellotti da curva 5, dalla curva del muro. Diventano quasi una sagoma unica sul rettilineo, con Pagano che va a sfruttare tutta la scia, rimane però ancora alle spalle del pilota di Rangoni Corse. Continua ad esserci questa differenza di linee qui nell'ultimo settore, con un ingresso più interno per Francesco Pagano, che solitamente si traduce anche in una migliore maneggevolezza del mezzo in termini di messa a punto, un'interpretazione diversa che porta a fare meno metri, da capire poi ovviamente quella che è anche la velocità di percorrenza e di ingresso soprattutto tra questi due piloti. In particolare anche la situazione in qualifica, che ha visto Lancellotti primeggiare in alcuni dei settori
pista. Alla fine però il giro migliore è andato a Cristian Ricciarini in condizioni di bagnato. Molto abile subito trovare il feeling con la pista scivolosa nella giornata di ieri. Attenzione qui, lungo per Pagano, questa volta finisce largo in curva 5 e qui allunga chiaramente Alex Lancellotti, che ringrazia per poter respirare dalla pressione del pilota della scuderia Venanzio, comunque in testa anche nella classe Under 25, classe che vede in qui Mihailo Mladenovic in testa al campionato, stesso punteggio anche per le due sottodivisioni presenti da regolamento. Possibilità però per Pagano di prendere il primato della classifica, data appunto l'assenza del pilota serbo. Frenata curva 1 Cristian Ricciarini, più avanti dovrebbe esserci anche la vettura di Boni. Quindi attenzione anche ai doppiaggi in questo finale di gara. Ormai siamo entrati negli ultimi 3 minuti con le prime 3 posizioni racchiuse in 4 secondi. Distanziato invece Sandro Cutini un po' nella terra di mezzo assieme a Umberto Ciato, sono a 2 secondi di distanza tra di loro, hanno un vantaggio solido nei confronti di Andrea Fumi, 13 secondi e 3 in sesta piazza. Affare di famiglia in questo weekend, una sfida a distanza tra Andrea e Maurizio Fumi, tra Andrea impegnato proprio nella Clio Cup Italia, invece più tardi vedremo proprio nella Young Timer Touring Cup Maurizio con la Clio ma di terza generazione. Uno sguardo verso il passato con la Young Timer Touring Cup entrata all'interno del programma di PNK nella stagione 2024. Questo è dunque il terzo anno di attività. Vengono incitati i piloti qui dal muretto box. Continua la battaglia proprio tra Pasquali e Edoardo Boni, sono all'ingresso di curva 1, alle spalle sono transitati adesso anche i leader della corsa in 1:21.6 sia Ricciarini che Lancellotti, separati da 2 secondi e 3. Pagano dopo l'errore risponde in 1:21.284, è il pilota più veloce in pista in questa fase. E attenzione perché Boni adesso sembra essere all'interno di Daniele Pasquali, va a completare così il sorpasso, guadagna l'ottava piazza Edoardo Boni di MC Motortecnica, team che vede anche la presenza di Andrea Fumi in campionato, dopo che nella prima tappa il migliore di MC Motortecnica è stato Falco, che occupa la quinta posizione in campionato con 51 punti. Non abbiamo risultati storici ovviamente all'interno dei campionati di PNK Motorsport per la Coppa Clio Italia, essendo una novità in questo 2026. Attenzione qui il doppiaggio, è un momento delicato per quanto riguarda il leader della corsa Cristian Ricciarini. Mancano pochi secondi allo scadere del cronometro, ma ci sarà un altro giro per il leader, che dunque inizia così il 19° passaggio all'interno di curva 1. Francesco Pagano che arriva al bloccaggio dell'anteriore destra. Attenzione qui, dato in inganno proprio dalla traiettoria nel momento in cui doveva doppiare la vettura, finisce in ghiaia, riesce però molto bravo a mantenere il controllo della vettura e tornare in pista. Portasi un po' di sporco, ma siamo negli attimi conclusivi di questa gara 1. Cambia poco in realtà nell'ottica di gara di Francesco Pagano, che si era un po' distanziato da Lancellotti, sembrava difficile portare un attacco in questo finale. Ha un vantaggio comunque solido nei confronti di Sandro Cutini e dunque rimane in terza piazza il pilota della scuderia Venanzio. Ed ecco Ricciarini che arriva al curvone per l'ultima volta in questa prima manche, la Coppa Clio Italia, che andrà poi a replicarsi nel pomeriggio intorno alle 16:50, con una condizione di temperatura che potrebbe essere diversa, un po' di tempo anche per intervenire sulla messa a punto. L'ultima curva, la 10 e la 11, la seconda S per
Cristian Ricciarini, che prende così la bandiera a scacchi, la seconda vittoria in questa stagione per il pilota di Faro Racing, che allunga il campionato su Alex Lancellotti, guadagna questi 8 punti previsti dal regolamento. La sfida che si replicherà nuovamente in gara 2 tra Faro Racing e Rangoni Corse. Sale sul podio anche Francesco Pagano, che ha chiuso già al Mugello in gara 2 in seconda piazza, e quindi secondo podio stagionale per il vincitore della classe Under 25 in questa occasione, anche in questa occasione con inquadrato qui Andrea Fumi, che ha chiuso in sesta piazza alle spalle di Tutini e Ciato, che sono già transitati sul traguardo prendendo la bandiera a scacchi. Pasquali era tra i piloti doppiati e quindi mancano solamente Alfredo Paluome e Edoardo Boni per concludere questa gara 1 della Coppa Clio Italia. Bella anche qui la parata proprio tra i primi 3 della classifica sul rettilineo che porta al curvone. Piloti che tra poco ritroveremo nella zona del parco chiuso potranno festeggiare il loro risultato sul podio con il pensiero subito verso gara 2 che si svolgerà nel pomeriggio, prima di andare in direzione Varano. Sarà la terza tappa il weekend del 7 di giugno e poi un mese dopo, il 19 luglio, a Vallelunga. Come dicevo, tappa internazionale, quella di Navarra, grande novità con il calendario di PNK che si va ad ampliare anche al di fuori dei confini nazionali. Sarà la volta della Francia invece per il National GT Challenge sul circuito del Paul Ricard. Ed ecco i piloti che sono rientrati in pit lane. Ricciarini chiamato ovviamente nella zona podio, e dietro vediamo anche le vetture della Youngtimer Touring Cup. In gara 1 rivediamo però le azioni salienti di questa prima manche della Coppa Clio Italia, che è andata a seguire nel programma l'inizio di questa domenica con la RS Cup. La partenza che ha visto Cristian Ricciarini prendere la pole position dopo una qualifica, una Q1 bagnata nella giornata di ieri. Subito un testacoda per Edoardo Boni, sfilato dal resto del gruppo. Il lungo qui invece per Daniele Pasquali, raggiunto poi dallo stesso Boni. Hanno ingaggiato una bella battaglia nella fase centrale, una battaglia che è proseguita giro dopo giro, soprattutto tra Alex Lancellotti e Francesco Pagano. Questo è il momento del sorpasso, con questa toccata all'interno di curva 2, il bloccaggio dell'anteriore per Pagano. Poi ha subito una bandiera bianco e nera, un avvertimento da parte della direzione gara. Più tardi però una sbavatura da parte di Pagano in seconda posizione, che stava cercando di ricucire il gap nei confronti di Cristian Ricciarini. Ne ha approfittato subito Alex Lancellotti per riprendersi una seconda posizione fondamentale già in ottica campionato, per perdere meno punti possibili da uno strabiliante Ricciarini in questa gara 1 a Magione. Il lungo nel finale di Francesco Pagano, che cambia poco in realtà poi nel finale, nel risultato del pilota campano. Questo l'arrivo sul traguardo per un Ricciarini in testa dall'inizio alla fine. Gara dominata per il pilota di Faro Racing, che dunque allunga in classifica, guadagna 8 punti, si riporta 8 lunghezze di vantaggio su Alex Lancellotti. Dicevo anche del primo successo in realtà in pista per Cristian Ricciarini, che ha ottenuto la prima vittoria in gara 1 al Mugello solamente nel post gara, data una penalità combinata dalla direzione gara. Immagini sul rettilineo principale dell'autodromo intitolato a Mario Umberto Borzacchini, con le vetture della Youngtimer Touring Cup sullo sfondo. Abbiamo visto anche le vetture del trofeo BMW, con le 318 che andranno a completare proprio lo schieramento della serie dedicata al motorismo storico per quanto riguarda il panorama turismo. Ci attendiamo una gara avvincente nei 25 minuti di manche anche per la Youngtimer Touring Cup, che andrà a precedere, quasi come fosse un vero e proprio antipasto, poi
l'appuntamento da 60 minuti per il campionato italiano autostori, che sarà la volta della prima divisione, con le vetture più storiche in pista nel corso di questo fine settimana, con il primo e il secondo raggruppamento, e poi nel pomeriggio invece il terzo e quarto raggruppamento, con le vetture che vanno proprio a precedere da un punto di vista regolamentare la Youngtimer Touring Cup. Per i protagonisti di questa gara 1 della Coppa Clio Italia andiamo dunque nella zona podio con la nostra Eleonora. Sì, siamo qui con Cristian Ricciarini, che è riuscito a mantenere la posizione in questa gara 1 di Coppa Clio Italia. Come è andata? Allora, diciamo che la gara in pratica l'ho vinta in partenza, perché mi è riuscito a scaldare molto bene durante il giro di riallineamento e quindi sono partito già con una gomma molto pronta. Chiaramente ho preso il mio margine proprio nel primo e nel secondo giro, poi dopo loro dietro ho visto che erano leggermente più veloci, però si davano fastidio, quindi mi è riuscito per fortuna a mantenere la testa fino alla fine. Benissimo, congratulazioni. Abbiamo qui il terzo classificato di questa gara. Alex. Sarà Alessandro Norveti Secondo classificato, scusate. Come è andata questa gara? Parlaci brevemente di come è andata. Diciamo bene, dai. Ho avuto un po' di bagarre con Francesco e abbiamo perso un po' di tempo per andare a prendere Christian, però vabbè, fa niente, alla fine abbiamo fatto un secondo posto, siamo contenti e speriamo per gara 2 di salire sul gradino più alto. Ieri qualifiche sul bagnato, oggi era asciutto, hai avuto difficoltà? Ma no, avevamo un altro tipo di setup e quindi eravamo un po' in difficoltà per la qualifica 1 sul bagnato, però per fortuna poi ci siamo rifatti in qualifica 2. Benissimo, congratulazioni, andiamo velocissimi dal terzo classificato che sta salendo sul podio, quindi diamo a voi la linea. al secondo posto. Grazie Eleonora, queste dunque le parole di protagonisti con la Coppa Clio Italia che tornerà per gara 2 nel pomeriggio. Ci prendiamo una piccolissima pausa, rimanete con noi collegati dall'Autodromo Nazionale dell'Umbria di Magione.
E torniamo con le immagini sulla griglia di partenza della Youngtimer Touring Cup, che vede dalla pole position la qui inquadrata Lotus Elise di Sergio Galbusera all'esordio in questo 2026, subito un esordio positivo al Mugello. Allora ascoltiamo le sue impressioni prima di questa partenza da Magione. Sì, è tutto pronto dalla griglia di partenza per questa categoria dello Youngtimer. Qui abbiamo Sergio Galbusera in prima posizione. Sergio, al Mugello primo posto in gara 1, poi in gara 2 seconda posizione. Adesso quali sono le tue sensazioni per questa gara? Ma diciamo che le sensazioni sono buone, speriamo in una partenza corretta da parte di tutti. Magione è una pista dove non ho così tanta esperienza come il Mugello per esempio, Vallelunga. Devo ancora imparare un po' di traiettorie e migliorare la mia guida. Comunque speriamo di farlo fruttare anche questo fine settimana e grazie a questo tempo che è sicuramente meno imprevisto rispetto alla giornata di ieri. Grazie mille, adesso ci spostiamo dal secondo qualificato, ovvero Giulio Valentini con il numero 4. Giulio, cosa passa per la mente di un pilota in questa posizione a pochi minuti dal via? Guarda, lo dicevo adesso con il mio capo meccanico che era da un po' che non partivo più in prima fila, perciò c'è un po' più di tensione perché c'è anche il discorso di mantenere l'andatura prima della partenza, però è una bella posizione. Benissimo, grazie mille. Andiamo velocemente dal terzo qualificato, ovvero Arturo Pucciarelli con il numero 57. Andiamo subito a sentire le sue sensazioni. Ciao Arturo, quali sono le tue aspettative per questa gara? Cosa nuova, macchina mai utilizzata, provata solo ieri, vedremo quello che succede. Va benissimo, allora grazie e a voi la linea. Grazie Eleonora, queste le parole dei primi 3 dello schieramento di partenza di questa gara 1 con Sergio Galbusera che ha fatto il bis nella giornata di ieri in qualifica, pole position di gara 1 in 1:19.443, questo è stato il miglior tempo al termine della sessione di qualifica, un vantaggio di mezzo secondo nei confronti di Giulio Valentini nonostante la poca esperienza sul tracciato di Magione. Abbiamo visto impegnato più volte negli ultimi anni nella Coppa Italia Turismo, è passato invece con ormai la FIDA Lotus Elise Cup che porta in pista il pilota Brianzolo. Ottima comunque la prima impressione sul tracciato di Magione perché ha ottenuto anche il secondo miglior tempo che gli varrà la pole position per gara 2 in 1:19.523, l'unico pilota a riuscire a replicare entrambi i migliori riferimenti sotto il muro dell'1:20, che è un gran andare per il tracciato dell'Umbria. Qui inquadrato Giulio Valentini che scatta dalla prima fila con la Seat Leon Supercoppa, vettura che nel corso degli anni è stata impegnata soprattutto all'interno del proprio monomarca del costruttore iberico. E a proposito di monomarca, abbiamo in questo fine settimana il ritorno in pista anche delle BMW del trofeo 318, il trofeo che in realtà prende proprio i natali qui sul tracciato di Magione, quindi tanti piloti comunque impegnati sull'autodromo vicino alla città di Perugia conoscono molto bene i segreti del tracciato. Sono un totale di 15 piloti per questo fine settimana da Magione, 8 all'interno di quelle che sono le varie categorie presenti nella Youngtimer Touring Cup, l'aggiunta dei 7 piloti con le BMW E46, la quarta generazione del modello M3 per quanto riguarda la casa dell'elica. Avremo modo ovviamente di andare a dare magari anche qualche curiosità a livello storico di queste vetture, dato appunto il tema centrale del campionato. La vettura di sicurezza che si avvia per il giro di formazione, partono così anche i piloti, dunque i primi passi di questa giornata anche per la Youngtimer Touring Cup con il giro di formazione. Novità proprio per Arturo Pucciarelli che lo scorso anno ha ottenuto in rimonta un secondo posto in gara 1 qui a Magione nel 2025, penultima tappa del campionato, invece spostata più indietro nel calendario questa tappa del 2026. Attenzione perché sembra procedere lentamente qui la vettura numero 97, che è quella del trofeo BMW 318, nello specifico quella di Samuele Bruet del team Mariotti Racing.
Qui inquadrata invece un'altra vettura proprio del suddetto trofeo. Stiamo parlando di Sebastiano Sibani, presenti come di consueto la coppia padre-figlio Brouet, da una parte proprio Samuele che abbiamo visto inquadrato e poi papà Stefano invece sulla vettura numero 58. Qui un'altra BMW M3, ma vedete proprio una differenza dal punto di vista aerodinamico tra questi due modelli, con Federico Borret vincitore e in grande battaglia con Sergio Galbusera nell'appuntamento del Mugello. Borret che ci ha abituato anche a dei domini sul circuito di Magione. Lo scorso anno ottenne la vittoria in entrambe le manche, conquistando la doppietta al termine del fine settimana qui in Umbria. Pilota triestino con doppia licenza italiana e britannica. Addirittura il giro più veloce in 1.17.8 lo scorso anno, ma già al Mugello nelle interviste ha accusato e ci ha permesso insomma di capire quelle che sono state le difficoltà nell'appuntamento toscano, soprattutto in fase di frenata, qualcosa che qui viene messo a dura prova praticamente in ogni attimo del circuito. Non c'è un momento di respiro, se non in questo tratto proprio che porta e collega curva 5 e curva 6. Si parte però con, abbiamo visto Brouet che prova a riprendere la coda del gruppo, davanti invece Sergio Galbusera a difendere la pole position. È fondamentale la fase di partenza, lo è stata anche nella Coppa Clio Italia. Qui invece un contatto con Arturo Pucciarelli in testa coda, l'Alfa Romeo 147, proprio la novità di questo fine settimana per Pucciarelli, che era abituato invece a un Alfa 156, sportellata qui tra le due 318 del trofeo monomarca BMW. Tendiamo adesso anche l'aggiornamento sul monitor dei tempi con il passaggio al primo riferimento che abbiamo dopo la partenza: Galbusera, Valentini, Rino De Luca. Intanto qui la regia va a cercare proprio la vettura di Arturo Pucciarelli con quest'Alfa numero 57, pilota marchigiano. E qui invece Federico Borret che è scattato più indietro rispetto a quanto siamo abituati solitamente a vederlo, l'ex campione proprio della Youngtimer Touring Cup nel 2024, 2025 in cui ha debuttato solamente nella seconda metà, e dunque il titolo poi è andato nelle mani di Rino De Luca, che fra l'altro lo segue proprio a distanza ravvicinata con la Honda Civic. E poi abbiamo anche il leader del BMW Trofeo 18 con Samuele Bernardini. Invece qui la battaglia più indietro con la vettura di Alessio Mencuccetti alle prese, se non erro, con Bordacchini. Lotta che vale la settima e ottava posizione assoluta. Insomma, piloti che conoscono bene i segreti del tracciato di Magione e non si fanno scoraggiare dal layout, dalla natura della pista che non offre tanti punti di sorpasso. Riescono però a trovare degli spazi che non sempre sono comuni. Intanto qui prende tutta la scia proprio Mencuccetti, che si trova proprio in ottava piazza, con Galbusera davanti che ha un vantaggio di 1 secondo e 1 nei confronti di Giulio Valentini. Valentini salito sul podio in gara 1 proprio lo scorso anno, poi problemi tecnici nella seconda manche, anzi si avvicina rispetto a Galbusera nel tratto finale della pista. Era 1 secondo e 1 al passaggio finale sul curvone. Già al Mugello comunque tra una vettura come quella della Lotus di Galbusera e la BMW di Federico Borret, che insomma va detto non era probabilmente al 100% delle proprie condizioni in pista, ma comunque si erano viste, erano lampanti proprio le differenze nella natura tecnica tra le due vetture. Continuano invece gli incroci di linee tra Bordacchini e Alessio Mencuccetti, che si trovano in lotta per la terza e quarta posizione di classe. Più avanti c'è Michele Materni in sesta posizione assoluta, con un po' di distacco, lo vedete anche qui
con le immagini, con Materni che è appena entrato sul rettilineo dopo la curva del muro ed è alle spalle di Rino De Luca, e invece ancora appaiati Bordacchini e Mencuccetti a fare da primo spettatore anche Tommaso Formenti, che però non ci sta a rimanere in attesa delle sorti della battaglia tra Bordacchini e Mencuccetti. Prova a farsi vedere qui all'interno, ma non c'è spazio per infilarsi Alessio Mencuccetti nella S finale, il tratto che poi riporta i piloti sul rettilineo principale. Non è il rettilineo più lungo chiaramente del tracciato di Magione, questo dei box. Curva 1, la curva del traliccio, che porta invece alla curva dei vecchi box, date appunto le modifiche nel corso degli anni 90 del tracciato di Magione, campionato che è nato, se non ero proprio a partire dal 2018, il trofeo BMW, che vede poi assieme anche a quelli che sono il trofeo Italia Classico e storico gran parte delle gare qui a Magione. Attenzione, perché Federico Borret comincia la propria azione di rimonta dopo una qualifica complicata, evidentemente anche per condizioni comunque particolari nella giornata di ieri, data la pioggia caduta nella prima parte del sabato. Adesso Borret sembra tornato su un buon ritmo, anche perché ha già registrato il giro più veloce in 1:18 e 424, riesce a sopravanzare così Giulio Valentini al termine del giro. Nel frattempo credo sia proprio la vettura di Brouet che torna in pista, l'abbiamo vista uscire dai box sulla destra del teleschermo, e invece qui continua la battaglia con Mencuccetti che è ancora alle spalle di Rolando Bordacchini all'ingresso di curva 1, 1:23.3 per il pilota con la vettura numero 65 contro ad esempio il 22.8 più avanti di Michele Materni. Quindi una battaglia che in questo momento sta facendo perdere del tempo in pista queste due vetture. Battaglia comunque importante per il podio di categoria. Attenzione, perché davanti riesce a sverniciare così sul rettilineo Federico Borret la vettura di Sergio Galbusera, che si fa vedere addirittura all'interno del curvone. Completa però il sorpasso perché non riesce ad infilarsi Sergio Galbusera, e quindi sale al comando Federico Borret. E adesso vedremo se il passo del pilota italo-inglese riuscirà a permettergli di scappare via in questi 18 minuti di gara. Qui vediamo ferma la vettura di Rino De Luca sulla destra in uscita da curva 5. Problema tecnico dunque per la Honda, che in realtà si è dimostrata spesso affidabile, e va ai box anche se non erro Bordacchini, dovrebbe essere lui, con la vettura verde fluo numero 65. Transita infatti Alessio Mencuccetti, che si porta così in sesta posizione. Guadagnano anche una piazza rispettivamente Formenti, Stefano Brouet, Camillo Piccin e tra poco anche Maurizio Fumi, che entrerà in top 10. Qui invece sconsolato Rino De Luca, che si è già tolto il casco fuori dalla vettura, dalla Honda Civic Type R, vettura con il quale è stato protagonista in passato anche nel campionato italiano turismo, prima dell'avvento dei regolamenti TCR. Qui invece Sergio Galbusera, ormai un habitué del mondo Lotus, con un'esperienza alle spalle a bordo di questa vettura davvero formidabile, grande rappresentante del panorama italiano con il mondo Lotus. E qui invece un'altra Honda presente in pista, la Integra di Camillo Piccin, pilota di Vittorio Veneto, che
provato a dare battaglia a Rino De Luca nella stagione 2025 in lotta per il titolo. Piccin che ha ottenuto qui la 9ª posizione dopo la sosta non programmata di Rolando Bordacchini. Troviamo anche Pucciarelli che è tornato in pista dopo il testacoda iniziale del primo giro di gara in 12ª piazza, si trova a 7 secondi e 7 dalla vettura di Bordacchini, che è tornato dopo il transito in pit lane appena al di fuori della top 10, che sta cercando però di recuperare, che si trova alle spalle di Maurizio Fumi. Abbiamo visto impegnato Andrea Fumi invece durante la gara della Coppa Clio Italia, un'altra Clio portata in pista, la più datata però in questo weekend, quella di Maurizio Fumi. Non sembra esserci invece pace nella lotta per la 6ª e 7ª posizione, perché Mencuccetti è riuscito a liberarsi dalla vettura davanti di Bordacchini, ma ancora alle spalle Tommaso Formenti, che sta provando ad arpionare la 6ª piazza e soprattutto la 3ª di categoria, e anzi si stanno un po' avvicinando rispetto a Michele Materni. L'ultimo giro ha visto il miglior personale di Alessio Mencuccetti in 1:22.636, guadagnando mezzo secondo nei confronti di Michele Materni. Si è portato a meno di 5 secondi rispetto al pilota sulla vettura numero 74, che difende i colori del Cricchetto Racing, compagine fondata nel 2023, molto particolare, sicuramente molti riconosceranno anche per via proprio del nome, che richiama quello che è il mondo dell'animazione. E qui invece torniamo davanti con Federico Borret, che effettivamente ha allungato nei confronti di Galbusera dopo il sorpasso completato ormai 2 giri fa. 4 secondi e 3 il vantaggio, 1:19.1, rimane il pilota più veloce in pista Federico Borret, che dunque prova a replicare il successo di gara 2 al Mugello, ottenuto al termine di una grande battaglia, è riuscito a destreggiarsi anche nel traffico su una pista così tortuosa come quella di Magione. Prova ad agguantare il 3º successo di fila dopo le 2 vittorie ottenute nel 2025. E qui invece Camilo Piccin con l'unica Honda rimasta in pista alle spalle di Tommaso Formenti. Mencuccetti scatenato, perché si è portato a 4 secondi da Michele Materni, guadagnato un altro secondo nell'ultimo giro, è riuscito a trovare il feeling, il ritmo con la vettura. Alessio Mencuccetti in 1:22.398, il miglior personale per la vettura che porta il numero 49, anche lui all'interno proprio del Cricchetto Racing. 20:7 addirittura il giro più veloce di categoria del trofeo 3:18, con Samuele Bernardini, che in realtà andrà a dividere la vettura con David De Liguanti nel corso del weekend. La possibilità di avere un equipaggio composto da 2 piloti, come da regolamento, e sarà De Liguanti a prendere il via poi di gara 2 per completare l'azione in pista nel corso di questo weekend. E qui invece siamo passati su Stefano Broè, che si trova in 9ª posizione, se non erro appena sopravanzato da Camilo Piccin, che è salito 8º, e invece Pucciarelli che ha riguadagnato la top 10. 1:19.5 per Arturo Pucciarelli, è il secondo pilota più veloce in pista in questa fase di gara. Davvero un peccato il testacoda iniziale, che lo ha messo fuori gioco nella lotta per il podio. Già un podio ottenuto nella scorsa stagione in rimonta. Sta girando più o meno comunque sui tempi
di Galbusera e Valentini, quindi la possibilità di vedere anche una lotta a 3 per il podio durante gara 2. Valentini che ha guadagnato nell'ultimo giro 4 decimi nei confronti di Galbusera. Adesso però nel primo settore riallunga il pilota Lotus. Qui vediamo anche la livrea scelta, passiamo da Cricchetto a Sonic per quanto riguarda l'animazione, con Puccio, Arturo Pucciarelli detto Puccio, che alle prese con un nuovo modello, ma sempre all'interno del panorama del Biscione. Questo mi permette anche di ricordarvi quelle che sono le serie partner dei campionati di PNK, con proprio il circuito del Mugello che ha visto la partecipazione dell'Alfa Revival Cup per gli appassionati del mondo Alfa Romeo, la serie promossa da Canossa. Questo fine settimana invece rivedremo in azione il campionato italiano autostoriche, dove comunque c'è una presenza massiccia proprio di Alfa Romeo in pista tra i vari modelli che hanno scritto pagine di storia del mondo del Biscione. E qui intanto Galbusera che ha rispedito al mittente ogni tentativo di attacco di Valentini in questa fase, ha riguadagnato nei confronti del pilota Seat 1 secondo e 7, adesso il vantaggio di Sergio Galbusera, 1.19.4 è stato lui il pilota più veloce in pista in questo specifico istante, con Borret che però ha da amministrare 5 secondi di vantaggio. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara, eccolo qui, proprio Federico Borret al passaggio in curva 6, ad addoppiare la vettura di Maurizio Fumi più avanti. Qualcosa comunque da tenere in considerazione qui a Magione, considerando il layout del tracciato. Non è facile anche trovare il punto ideale per completare il doppiaggio in sicurezza. Vediamo anche, non in questo caso perché è già stato completato il doppiaggio, ma l'esposizione poi della bandiera blu con i marshal posizionati a bordo pista, proprio con il doppiaggio. Galbusera che si è avvicinato, 1.19.4, non lontano anche dal miglior tempo assoluto. E qui attenzione perché c'è un lungo da parte di una BMW, potrebbe essere quella di Broe in realtà, tra i piloti doppiati, con Piccin che si è infilato. Ne approfitta comunque Pucciarelli per continuare a guadagnare in classifica, sale in nona posizione assoluta all'interno di quello che è il plotone delle vetture del trofeo 318, dedicato proprio al costruttore tedesco. Qui si fa da parte all'interno, sì, è proprio la vettura di Samuele Broe, con livrea praticamente analoga a quella di Stefano, comunque livrea che richiama i colori storici proprio della serie M del marchio di Monaco di Baviera. E qui abbiamo Pucciarelli all'interno di curva 3 e poi nel cambio di direzione di curva 4 attendiamo l'aggiornamento al passaggio sul primo settore. Sì, completato il sorpasso su Tommaso Formenti, dunque sale in ottava posizione Arturo Pucciarelli, che può vedere comunque il bicchiere mezzo pieno di questa gara, con un ritmo ottimale rispetto soprattutto al modello utilizzato in passato dell'Alfa 156, caratteristiche diverse per questa Alfa Romeo più compatta nelle dimensioni, Alfa che soprattutto all'inizio del nuovo millennio, in particolare nel 2003, ha vissuto anni d'oro con questa vettura, impegnata nel monomarca proprio dedicato alla 147. E adesso qui attenzione a lo stesso Arturo Pucciarelli che si porta addirittura dall'esterno di Camillo Piccin, riesce a completare un sorpasso divenuto semplice al termine del rettilineo anche
per via proprio delle caratteristiche tecniche tra le due vetture, una delle particolarità comunque del campionato che prevede questa grande varietà di categorie. Consideriamo il fatto che al di là di quelle che sono le vetture che vanno a comporre il monomarca del trofeo BMW, abbiamo altre 6 categorie in pista, a segnalare comunque una grande varietà e il modo di spaziare così variegato proprio all'interno dei campionati di PNK Motorsport, che va a sottolineare una grandissima organizzazione alle spalle per portare in pista questi campionati. E qui Pucciarelli che continua la propria rimonta, non è distante proprio dalla vettura di Alessio Mencuccetti. Andiamo a vedere l'ultimo giro in 22.8, appena concluso anche quello di Pucciarelli 19.7, guadagna 3 secondi e quindi a breve ci sarà anche il tentativo di attacco nei confronti della sesta posizione di Alessio Mencuccetti, che ha un po' alzato bandiera bianca in questa fase. Non è riuscito a recuperare nei confronti di Michele Materni, è rimasto più o meno su un distacco simile, sempre poco più di 2 secondi. Deve cercare adesso di perdere meno tempo possibile nella battaglia con Pucciarelli, che chiaramente è su un ritmo gara diverso. E intanto attenzione, perché davanti Galbusera si è avvicinato, è andato a migliorare il proprio riferimento in 1.18.7, ha battuto anche lui il muro dell'1.19, portandosi a mezzo secondo dal giro veloce assoluto di Federico Borret, che dall'alto comunque della sua esperienza è abile anche ad amministrare il vantaggio accumulato nella prima parte di gara. Fatto sta che comunque Sergio Galbusera si sta avvicinando, e non di poco, 1 secondo e 8 al primo settore, mentre Valentini è saldamente in terza posizione e potrebbe agguantare un altro podio qui a Magione. Da sottolineare sempre la prestazione di Giulio Valentini, che all'età di 22 anni è stato costretto alla sedia a rotelle, ma questo non gli ha precluso la possibilità di continuare con la propria passione per i motori. Chiaramente una sorta di assist che mi permette anche di ricordare la recente scomparsa di Alex Zanardi, una vera e propria leggenda non solo nel motorsport ma in generale nello sport e direi anche nella vita, autore di tantissime imprese. Proprio a proposito del mondo BMW, largamente ricordato dal marchio dell'elica, protagonista in questo fine settimana anche nella 24 ore del Nürburgring. Continua ad essere minore dei 2 secondi il ritardo di Sergio Galbusera su Federico Borret. Tendiamo il nuovo aggiornamento, sembra essere anche meno in realtà da questa immagine, al passaggio nella zona del curvone che vede Borret davanti alla Lotus di Galbusera. Si ripropone dunque questa battaglia, come anche nell'appuntamento iniziale del campionato al Mugello. La classifica della Youngtimer Touring Cup che vede proprio Galbusera e Borret appaiati in testa con 28 punti, essendosi divisi i 2 trionfi tra gara 1 e gara 2. In terza posizione Gianfranco Scoppa, che è assente però da questo weekend, dunque la possibilità per Rino De Luca di agguantare il terzo posto. Sfortunatamente però De Luca è stato costretto al ritiro per noie tecniche in questa prima manche, dovrà dunque cercare il riscatto in gara 2. Particolare anche qui l'immagine proprio che vede la prospettiva sui piloti in uscita da curva 2, nel lato opposto della pista invece vetture che sfrecciano sul rettilineo in uscita da curva 5. Abbiamo visto da una parte proprio il leader della corsa Borret, dall'altra parte invece la rimonta di Arturo Pucciarelli, che addirittura è salito in quinta piazza, quindi è riuscito a sopravanzare quasi tutte ormai le vetture
del trofeo 3.18, perché manca solamente quella di Samuele Bernardini. Attenzione perché Galbusera adesso è vicinissimo, in quest'ultimo giro è riuscito a riagguantare la vettura di Federico Borret, aggancio completato, e adesso però un altro conto, quello di ingaggiare la battaglia, il duello con Federico Borret. Vediamo se dalle linee del pilota BMW riusciamo ad interpretare qualcosa per quanto riguarda la situazione di Federico Borret, che ha alzato i tempi qualche giro fa, in realtà adesso è tornato a girare sull'1.19.5, considerando anche i doppiaggi da effettuare nel mezzo della pista è comunque un buon tempo, ma è Sergio Galbusera che è scatenato per questo finale di gara. Si fa vedere qui nel tratto del primo settore all'interno di curva 2, ha la traiettoria più interna a favore anche per curva 3 e riesce a chiudere così la porta anche nelle cambi di direzione di curva 4. Sorpasso completato, ma non è detta l'ultima parola, perché sul rettilineo sappiamo quanto spinge la BMW di Federico Borret, che va fra l'altro a sfruttare anche tutta la scia. Si porta all'interno di Sergio Galbusera un finale accesissimo con soli 14 secondi allo scadere del cronometro, e quindi siamo ormai nelle fasi conclusive di gara. Borret che si infila così all'interno, riesce a rimanere in pista completando il sorpasso verso curva 6. La risposta di Federico Borret, che va a sfruttare tutta la pista, un po' lungo di linea però rispetto alla grande agilità della Lotus Elise di Sergio Galbusera. Ultimo cambio di direzione con la S finale, curva 10 e 11. Inizia così l'ultimo giro, se non vado errato, è proprio dunque gli ultimi 2.5 km da percorrere. No, pardon, bandiera scacchi, erano dunque questi gli ultimi metri di gara, con Federico Borret che ha avuto la meglio. Un altro arrivo in volata tra Borret e Galbusera, soli 341 millesimi tra i due, e attendiamo Valentini, già transitato in terza posizione, che dunque va a completare il podio. Questa invece è la vettura di di Bordacchini, che è stata costretta ad un pit stop, o meglio a un transito comunque in pit lane nella prima parte di gara. Manca appunto Samuele Bernardini in quarta posizione, che potrà festeggiare il trionfo nel trofeo 3.18. Qui abbiamo tutti i piloti che sono stati doppiati dai leader fuori dalla top 10. Bordacchini, Maurizio Fumi, Luca Raddi e Samuele Broea hanno già preso bandiera scacchi, l'unico ritirato Rino De Luca. E passato anche Samuele Bernardini, arrivo quasi in volata praticamente tra Michele Materni e Alessio Vencuccetti, che nel finale di Gran Carriera ha provato a prendere la quinta posizione. E dunque abbiamo l'ordine di arrivo finale con Galbusera e Borret che in realtà tornano sul traguardo, prendendo la seconda volta la bandiera scacchi. Un po' di incomprensione nel finale. Chiaramente attendiamo poi i risultati ufficiali per capire, soprattutto prima della partenza di gara 2, l'ordine di arrivo che andrà a rivoluzionare la classifica, dato che appunto Galbusera e Borret arrivavano a questo appuntamento di Magione a pari punti, a quota 28 in testa alla classifica. Da apprezzare la rimonta anche di Arturo Pucciarelli dopo uno sfortunato testacoda seguito di un contatto in un primo giro di gara caotico, che lo ha fatto scivolare in fondo alla classifica. È ritornato però in top 5 e la possibilità di vederlo in lotta per il podio durante gara 2. Ci sono tutte comunque gli ingredienti, nonostante la nuova vettura portata in pista in questo fine settimana da Pucciarelli. Non è una novità assoluta chiaramente per la Young Timer Touring Cup. Lo scorso anno, se non erro, fu Mauro Simoncini presente con l'Alfa 147. Quest'anno invece affidata ad Arturo Pucciarelli, marchigiano, grande appassionato proprio del mondo Alfa Romeo, che in passato ha vinto anche
il trofeo Dino Spartaco dedicato proprio ai fedelissimi del mondo Alfa Romeo, e qui Sergio Galbusera che saluta il pubblico, pronto a rientrare nel parco chiuso. E dunque Federico Borret che ottiene il successo con Galbusera, che gli ha strappato nel finale il giro veloce, ricordiamo non porta punti aggiuntivi in classifica, ma comunque una soddisfazione personale e anche un modo per darsi la carica in vista della seconda manche, dove lo ritroveremo in prima fila. Una dinamica di gara 1 che ha visto comunque un Galbusera prendere e provare la fuga nelle fasi iniziali, con Valentini vicino a lui in classifica. Poi la rimonta di Borret, difficile anche chiaramente la difesa per Galbusera, data la grande velocità di punta di Federico Borret. Qui vediamo proprio Borret che ha raggiunto la pit lane, il parco chiuso, che si trova poi nella zona vicino appunto anche all'ingresso del paddock, raggiunto già da Giulio Valentini. Può essere soddisfatto di questo risultato sul podio il pilota a bordo della Seat Leon Supercopa. Qui vediamo anche il dettaglio sul casco con il numero 4 che lo vede presente in pista anche sulla vettura. Ed ecco anche Borret che si infila nel mezzo tra Giulio Valentini e poi anche chiaramente la seconda posizione di Sergio Galbusera. Siamo con Eleonora, nel frattempo vedo cambiare i risultati nel monitor dei tempi, ascoltiamo però intanto le parole a caldo dei protagonisti. Sì, siamo sotto il podio per la categoria Young Timer, abbiamo qui Federico Borret che si sta togliendo il casco. Diamo un secondo di tempo per l'intervista. Ciao Federico, ti diamo un po' di tempo per liberarti. Sta roba non serviva, no? Non so, atti di eroismo. Un secondo di tempo. Si sta slacciando il casco. Una grandissima rimonta, una bellissima gara. Volevo sapere, dopo il problema dei freni che hai avuto a Mugello, come hai percepito l'auto? Ma diciamo che quando ho visto che avevo un certo vantaggio ho cercato di gestire la gara senza forzarla. Poi onestamente gli ultimi giri ho visto avanzare come si chiama, Galbusera, non capivo dove fosse perché mi sembrava che Valentini fosse secondo, e poi mi ha tirato una infigliata dentro a un posto che è passato sull'erba, mi ha fatto un bel danno inutile. Comunque insomma sono contento che ho portato la gara a termine al primo posto e mi auguro stasera di riuscire a fare la stessa roba. Adesso vediamo che danni abbiamo riportato. Va bene, grazie mille. Ci spostiamo allora dal secondo, ovvero Sergio Galbusera. Non è in auto, andiamo allora dal terzo, ovvero Giulio Valentini con il numero 4. Ciao Giulio! Bravo. Dalla seconda posizione in griglia alla terza, sei soddisfatto di questo podio? Sì, sono soddisfatto perché qui a Magione la mia macchina soffre durante l'arco della gara di freni e perciò gli ultimi giri ho dovuto gestire un pochettino proprio quel problema di lì, però alla fine è andata bene. Giustamente Federico è superiore a noi, perciò è giusto che abbia vinto, dobbiamo essere... Grazie Eleonora, do anche un rapido aggiornamento sulla classifica perché sono segnalati dal monitor dei tempi 25 secondi di penalità per Sergio Galbusera che va a scivolare dunque in terza posizione, sale al secondo posto dunque Giulio Valentini che ottiene il miglior risultato di questo inizio di stagione. Chiaramente per tutti gli aggiornamenti rimanete
poi collegati, soprattutto prima della partenza di gara 2. Proseguono dunque i problemi ai freni per Borret, ma abbiamo ascoltato di problemi simili anche per Giulio Valentini nel finale di gara. Rivediamo dunque gli highlights di questa gara 1, 25 minuti di gara anche per la Youngtimer Touring Cup, momenti iniziali soprattutto con il contatto, qui Bordacchini che è andato a girare proprio la vettura di Arturo Pucciarelli, e questo potrebbe essere anche il motivo per il passaggio ai box con una penalità inflitta a Rolando Bordacchini. E poi la lotta tra Galbusera e Borret, qui il primo tentativo di attacco da parte di Borret, che è andato a buon fine nel tentativo di rimonta, e invece il ritiro da parte di Rino De Luca tra i protagonisti comunque della classifica generale. Problemi tecnici per la Honda Civic di Rino De Luca, battaglie invece all'interno del trofeo BMW 318 e non solo, perché devono fronteggiarsi anche con le vetture della Youngtimer Touring Cup. E poi la rimonta anche per Arturo Pucciarelli, con questa novità nel weekend per Puccio, passato dall'Alfa 156 a questa Alfa 147. Le ultime fasi con l'ingresso qui all'interno, c'è stato anche il contatto tra Galbusera e Borret. Abbiamo ascoltato proprio dalle interviste le parole di Federico Borret. Nel finale il tentativo di rimonta proprio nel finale di Sergio Galbusera per provare ad insidiare la vittoria, andata però nelle mani di Federico Borret per la terza gara consecutiva, considerando anche le 2 manche del 2025. Piccolissima pausa, ma torniamo a breve con il campionato italiano di velocità autostoriche.